Le vittime al volante le sceglievano con attenzione, generalmente anziani oppure donne sole, così come con attenzione sceglievano i luoghi dove provocare gli incidenti, di solito lungo il Put o presso le rotonde della tangenziale a Treviso. Poi la banda di nigeriani a bordo di un'auto vecchia e ammaccata entrava in azione, provocando volontariamente sinistri stradali in cui la colpa ricadesse sul conducente dell'altra vettura, per esempio frenando improvvisamente per essere tamponati. Dall'auto i nigeriani scendevano in 4 o 5, tutti lamentando problemi e conseguenze fisiche dopo lo scontro, ovviamente per ottenere un cospicuo risarcimento. Una messa in scena che si è ripetuta per ben 500 volte tra il trevigiano e il veneziano, ma la truffa nel tempo si è estesa anche in altre regioni del nord Italia. Raggiri sistematici che andavano avanti dal 2005, oggi il maxi blitz della polizia che ha portato all'arresto della banda di truffatori. 200 persone della squadra mobile da stamattina sono alla ricerca delle altre persone raggiunte dal provvedimento restrittivo. Le persone truffate sono numerosissime e tutte le assicurazioni risultano ovviamente danneggiate. Oltre ai 24 nigeriani colpiti dall'ordinanza di custodia ci sono altri 490 connazionali indagati, un piccolo esercito addestrato a saper riconoscere le potenziali situazioni da sfruttare per spremere soldi alle assicurazioni che si sarebbero viste spillare in questo modo nel corso degli anni quasi 15 milioni di euro. Ad un messaggio che richiami un po' l'attenzione di tutti su un fenomeno che molto spesso viene liquidato con 4 battute, ma in fondo si tratta di una truffa, sì, ci ho aggiunto qualche cosa, ma alla fine non ci ha perso nessuno. Non è vero, chi ci perde, e ci perde comunque sempre, è il cittadino.